Siamo qui con la signora Maria Grazia. La signora Maria Grazia è una studentessa, è stata una studentessa dei miei corsi e oggi è qua in veste di insegnante. Io sono contentissimo di averla avuta sia nei miei corsi ma anche alla giornata di oggi, perché si è resa disponibile ad altre persone ad insegnare le nuove tecnologie e l'uso del computer. Signora Maria Grazia, allora ce l'abbiamo fatta? Non ce l'abbiamo fatta, è stato un po' presuntuoso, insomma, atteggiarmi a insegnante. Comunque le piccole cose o grandi che siano per me, perché ero partita da zero, ho potuto mettere a disposizione di una signora che è partita completamente da zero. Chiaramente era un po' emozionata perché come lo ero io, anzi il fatto di esserlo stata così incapace, assolutamente ignorante, mi ha permesso di mettermi al livello della signora e quindi di mettere a disposizione per lei quello che avevo imparato, in particolare come si crea una cartella, un po' come si realizza un programma Word, e quindi la signora chiaramente era molto emozionata, in difficoltà e non si può pretendere. Comunque penso di averle fornito uno stimolo per accedere, per approcciarsi a questo tipo di comunicazione, per non sentirsi ma le chiedo anche questo, secondo lei il tempo che abbiamo speso a insegnarvi ad avvicinarvi a queste tecnologie è un tempo speso bene, nel senso qualcosa che la vostra generazione è utile che impari o è solo un passatempo? Perché è vero che si dice molto che il digitale, che l'informatica e il computer sono dappertutto, no? Secondo lei, che ha provato, ha fatto un'esperienza del corso e di questa giornata, esce con qualcosa di importante in mano o è un qualcosa sì, mi sento chiaramente meno esclusa, certo. almeno per le piccole cose che vorrò fare con questo computer. Non ho la pretesa di usarlo nelle mille sfaccettature che mi offre, perché ho visto che le opportunità che offre sono stupende. Il corso è stato veramente meraviglioso, devo spendere una parola in favore del maestro, c'è stata una disponibilità enorme, di una pazienza, grande maturità in rapporto all'età. Grazie. E devo dire che mi è servita sia l'esperienza di alunna che quella di insegnante in erba, diciamo. Ricordiamo che la signora è partita da zero, non sapeva usare il mouse, giusto? Non aveva il computer, non sapeva nulla. La fotografia col maestro. Ecco, venga qua signora, anche lei. Questa è un'altra. Allora è partita da zero e oggi è arrivata ad insegnare ad altre persone. Un'altra grande insegnante, un'altra studentessa prima e oggi insegnante è la signora Olivia. Che ci rimanda in prima. Com'è andata? Bene? Si è divertita? Molto. Bene. Oggi ho avuto veramente piacere. Sì, anch'io. Ho conosciuto una perché essendo in due, se lui sbagliava poi cioè ci si aiuta. In due sì. Quindi l'esperienza perché ci compensavamo insieme, vincendo. E lei cosa ha spiegato oggi? Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo aperto, abbiamo fatto una cartellina nuova, sì. Abbiamo scritto su OneNote una frasetta e abbiamo inserito, fino a lì siamo arrivati. Poi cominciava a non voler di più e io non sapevo andare più avanti. Ho detto quando sapremo, no, se questo turno fate. Sì, vediamo. Sì, vorrà dire che durante l'estate faremo da soli. Sì. Vi faccio questa domanda assieme. Di essere sì. Vi faccio questa domanda. Voi oggi, ve l'avevo raccontato ma ve lo ripeto, voi oggi siete state parte di oltre 100 eventi che si sono fatti in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Oggi c'è stata un'iniziativa che si chiama appunto Go Italia, guidata anche dalla presidente della nostra regione Serracchiani, e in tutta la regione, in tutte le 4 province del Friuli Venezia Giulia si sono svolti in contemporanea oltre 110 eventi legati a queste tecnologie, legati alle imprese, legati alla scuola, legati ad altri anziani. Quindi voi siete stati parte di uno di questi 100 eventi e di questa iniziativa. Quindi... No, anche io l'ho notata che sono più vecchi, no? Quindi allora il nome dell'iniziativa è Go On Italia. Cosa vuol dire Go On?
Go, vai Go. avanti. Vai avanti. Vai avanti, vai dritta, vai. 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 Allora diciamo alla telecamera go on FVG del Friuli Go Venezia- on, FG. F Friuli Venezia Giulia. Benissimo, e anche go on Casarsa dato che- Go on Casarsa della Delizia, sì, questo sì. e anche go on agli anziani e ai nonni digitali e go on Italia. Evviva i nonni digitali. Ottimo. sì. Ciao. No, non è.